Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le notizie più fresche e rilevanti, con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di addentrarci in questo argomento elettrizzante, lascia già un like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei corridoi del Napoli, e le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. L'infortunio di Romelu Lukaku è piombato come una bomba nei piani di Antonio Conte e della dirigenza partenopea, costringendo il club a rivedere la propria strategia offensiva. Il Mattino ha rivelato che il Napoli sta valutando la necessità di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. E tra i nomi presi in considerazione spunta quello di Nicolas Jackson, del Chelsea. L'attaccante senegalese, già accostato agli azzurri in altre sessioni di mercato, ora appare come un'opzione concreta per rinforzare il reparto offensivo vista l'assenza del belga. Oltre a Jackson, anche altri profili come Zirkzee e persino Djulund sono stati discussi dietro le quinte. Ma la priorità del Napoli sarà definita solo dopo un'analisi più chiara dei tempi di recupero di Lukaku. Ciò che è certo è che Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna lavorano in silenzio per non lasciare Conte scoperto in attacco. E adesso, tifosi del Napoli, vogliamo sapere: Nicolas Jackson sarebbe la scelta giusta per sostituire Lukaku o il club dovrebbe puntare su un altro profilo di attaccante? Lasciate la vostra opinione nei commenti e, se vi è piaciuto questo aggiornamento, non dimenticate di supportare il nostro lavoro con un super thanks. Così potremo continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.